Terribile minaccia a una madre di Este, 25enne chiede 5.000 euro per non sfregiare il figlio tredicenne della donna con l'acido, l'uomo arrestato per estorsione dai carabinieri. Presunte bustarelle per saltare le liste d'attesa, nei guai 2 ginecologi in servizio all'ospedale di Padova, i medici sospesi dal direttore sanitario mentre la procura apre un'inchiesta. Lanciavano sassi dal cavalcavia in zona industriale a Padova ma sono stati sorpresi dai carabinieri e ora 3 minorenni rischiano il processo. Hanno truffato e derubato numerosi anziani nel Veneziano e in altre province non solo del Veneto, coppia di napoletani bloccata dai carabinieri, l'inchiesta partita da Mira. Elezioni del 4 marzo, il politologo Paolo Feltrin ha elaborato delle stime su quello che potrebbe essere l'esito del voto, il rischio di ingovernabilità sarebbe superato da una coalizione di grandi intese. Baratro Vicenza calcio, fallire e ricominciare da capo, questa è l'unica soluzione per Paolo Rossi, indimenticato campione della Lanerossi più vincente. Chi riceve una multa per eccesso di velocità deve confessarsi perché mette in pericolo la sua vita e quella degli altri. A invitare i parrocchiani a fare ammenda è il parroco di Bibione. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. L'edizione del Veneto dei nostri telegiornali che si apre con un'ampia pagina di cronaca e partiamo dal panovano, partiamo da Este. Una terribile minaccia a una madre che si è trovata di fronte a un 25enne che l'ha scelta praticamente a caso per la sua minaccia, cioè la minaccia di sfregiare il figlio tredicenne della donna con l'acido se non gli avesse dato 5.000 euro. Incredibile vicenda Ospedaletto Uganeo, Bassa Padovana, che si è conclusa con l'arresto da parte dei carabinieri della compagnia di Este di un 25enne di origini campane per estorsione. L'uomo, secondo i militari, avrebbe chiesto a una donna 5.000 euro, in caso contrario si era detto pronto a sfigurare il viso del ragazzino con l'acido. Disperata si è presentata presso la nostra caserma mostrandoci un biglietto che aveva rinvenuto nella casetta postale. In questo biglietto le veniva richiesta la somma di 5.000 euro. L'uomo, secondo i carabinieri, avrebbe scelto a caso una donna cinquantenne che vive con il figlio di 13 anni, ne avrebbe studiato le abitudini, quindi avrebbe lasciato nella cassetta delle lettere un foglio scritto a mano con un italiano scorretto e con la parola Allah inserita per far credere che l'autore fosse straniero. I carabinieri hanno preparato così una finta consegna di denaro e a quel punto l'uomo è stato individuato e arrestato. Una minaccia, quella di utilizzare l'acido, considerata attendibile dalle forze dell'ordine. Se non fosse stata consegnata avrebbe causato effetti disastrosi, tra cui la grave minaccia rivolta al figlio minore, quello di deturpare il volto con l'acido. Nel biglietto era specificato che la donna non si sarebbe dovuta rivolgere ai carabinieri, che non avrebbero addirittura potuto restituire il volto al figlio. Il giovane, ora in carcere a Rovigo, avrebbe ammesso di non conoscere la donna e di aver architettato l'estorsione per le sue difficoltà economiche. Allora il terremoto che sta percorrendo in queste ore l'ospedale di Padova con lo scandalo delle presunte bustarelle per saltare le liste d'attesa e anche fattura in nero. Nei guai ci sono 2 noti ginecologi, i medici oggi sono stati sospesi dal direttore generale, c'è un'inchiesta in procura e anche l'università apre un procedimento disciplinare. Io chiedo qualcosa a lei e cambi da qualcosa. Cioè che vuol dire? No, vuol dire nel senso di farlo entrare nelle vacanze, capito? Presunte bustarelle per saltare le liste d'attesa. Scoppia lo scandalo all'ospedale di Padova. La bufera ha travolto questa volta il professor Pietro Litta, luminare della ginecologia, che avrebbe proposto il pagamento di 2.000 euro per svolgere in tempi rapidi un intervento di chiusura delle tube. Il colloquio, avvenuto con una giornalista Rai della trasmissione Petrolio che si è finta paziente, è stato registrato dalle telecamere nascoste. L'incontro si è svolto durante la visita in una struttura privata. Il professore conferma che con il servizio sanitario l'intervento sarebbe gratuito, ma i tempi sono lunghi, privatamente costerebbe fino a 8.000 euro, poi aggiunge. Cioè perché lei dice forse si potrebbe trovare un modo per farlo adesso? Però si riesce dare un po' di soldi, cioè bisogna che ci facciamo ancora di più. Mi dica lei. Io un paio di 2.000 euro. 2.000? A lei direttamente? Sì. E poi ci pensiamo, e così riusciamo a farla prima? Facciamo tra... Che questa è concussione? In ospedale. Questa è concussione.
Dalle parole sembra esserci dunque una terza via, quella del pagamento di 2.000 euro per accelerare i tempi per un intervento in ospedale. Il medico nell'immediatezza ha negato, parlando di servizio giornalistico montato ad hoc. Oggi però il suo telefono squilla a vuoto. Nell'occhio del ciclone anche la ginecologa Alessandra Andrisani, a capo del centro di procreazione assistita, che avrebbe proposto invece uno sconto alla paziente se rinunciava alla fattura. Il direttore generale dell'azienda ospedaliera in queste ore avrebbe già sospeso i 2 medici, ma da Luciano Flor nessuna dichiarazione ufficiale per commentare la vicenda. L'università invece diffonde una nota del rettore Rosario Rizzuto che parla di comportamento lesivo nei confronti di cittadini e dei valori dell'Ateneo e conferma di aver avviato un'indagine disciplinare a fianco dell'azione giudiziaria. La procura avrebbe già avviato un'indagine ed entro domani il governatore Luca Zaia presenterà alla magistratura un esposto denuncia. A proposito del Presidente della Regione Luca Zaia ha dato mandato nel pomeriggio al servizio ispettivo dell'azienda Zero di attivare un'indagine amministrativa interna in relazione a danno di questi pazienti avvenuti in presidi sanitari del Veneto. Gli ispettori regionali saranno un dirigente medico, un dirigente esperto in organizzazione e gestione delle liste d'attesa, un esperto amministrativo e contrattualistico del lavoro. Come chiesto dal governatore, il loro compito sarà quello di effettuare severe e rigorose verifiche sul funzionamento del sistema di prenotazione e sul rispetto della delibera della Giunta regionale del 2013 con la quale si disponeva il divieto di svolgere attività intramenia allargata. Si tratterà di un complesso lavoro incrociato che interesserà a tappeto tutte le strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate del Veneto. Quindi si parte da un caso che riguardava proprio la tentativo di saltare le liste d'attesa, ma diventa un'indagine che riguarda tutte le strutture sanitarie del Veneto, dell'azienda Zero, per verificare la questione delle liste d'attesa, che è uno dei punti cardine dell'azienda Zero, uno degli obiettivi dell'azienda Zero. Quindi questa squadra di ispettori creata oggi dal governatore del Veneto Luca Zaia. Lasciamo questa vicenda adesso e torniamo a parlare di escursioni tragiche. Purtroppo è stata una domenica tragica per l'ennesima volta. Nel pomeriggio di ieri sulle cime del Monte Pliske, gruppo del Carega, siamo nel Vicentino, dove ha perso la vita Ludmila Drogozov, 44enne escursionista di nazionalità moldava, residente a Soave nel Veronese. La donna praticava corsa in montagna ed è scivolata, purtroppo cadendo in un canalone. A dare l'allarme un amico con cui era uscita. I due erano saliti in quota proprio per praticare l'attività di cui entrambi erano appassionati e indossavano un abbigliamento leggero tipico per questo sport. Pare che l'aria fosse avvolta da una fitta nebbia, circostanza che purtroppo avrebbe favorito il tragico epilogo della escursione in quota. Una tragedia invece che è stata sfiorata a Padova, ma solo per caso e solo per l'intervento dei carabinieri. Parliamo purtroppo di sassi lanciati dal cavalcavia. Siamo a Padova e nei guai finiscono, come spesso accade purtroppo in questi casi, dei minorenni. 3 giovani minorenni sono stati denunciati dai carabinieri che li hanno sorpresi a lanciare pietre dal cavalcavia Maroncelli in zona Mortise a Padova. Sono stati i militari del radiomobile di pattuglia in zona che hanno colto sul fatto i 3 ragazzi di età compresa tra i 15 e i 17 anni, uno italiano, gli altri 2 di origini romena e moldava. Dopo aver staccato dei massi di cemento dalla base di un palo dell'illuminazione, hanno iniziato a lanciarli dal cavalcavia su via Friburgo, gioco pericolosissimo su una strada ad alto traffico che serve la zona industriale. Immediato l'intervento dei carabinieri che hanno interrotto il rischiosissimo gioco dei ragazzi, per fortuna risolto senza danni per le auto e per le persone, e hanno accompagnato i giovani in caserma. Lì sono stati denunciati per lancio pericoloso di cose e danneggiamento in concorso, quindi affidati ai genitori. Ora rischiano di subire per questa bravata un processo, anche perché dell'accaduto è stata informata la Procura dei minori di Venezia. Adesso invece parliamo di truffatori. Nel mirino c'erano ancora una volta gli anziani. Percorrevano l'Italia da nord a sud, guadagnandosi da vivere con le truffe ad anziani indifesi. Dopo una lunga indagine dei carabinieri della compagnia di maestre sono scattati gli arresti domiciliari per Edoardo Mazzucchiello e Massimo Pace, napoletani di 51 e 42 anni. Sono dei criminali che sfruttano proprio le condizioni di minorata difesa delle persone anziane e quindi, approfittando di queste circostanze, compiono un reato particolarmente odioso che noi cerchiamo di contrastare con particolare
vigore. L'indagine è partita nell'aprile 2016 dalla segnalazione di un 86enne di Mira. Un sedicente assicuratore gli aveva telefonato avvertendolo che il figlio si era reso responsabile di un incidente stradale. Per avviare le pratiche necessarie a evitargli la prigione, l'anziano avrebbe dovuto pagare una grossa somma in contanti. A confermare la storia del truffatore un'ulteriore telefonata del complice che si era finto un carabiniere. Ma l'anziano insospettito ha chiamato i veri militari della locale stazione. I due truffatori sono quindi scomparsi, ma le indagini su di loro non si sono mai fermate. A Orvieto i delinquenti sono riusciti a farsi consegnare 1.500 euro da una signora di 86 anni, ad Ancona hanno provato a truffare una novantenne, a Giulianova, in provincia di Teramo, i carabinieri hanno finalmente arrestato uno di loro, prima che sottraesse 3.000 euro all'ennesima anziana. Il complice è fuggito in Spagna, ma ha trovato i militari ad aspettarlo al suo ritorno nel napoletano per le ultime vacanze di Natale. Da tempo abbiamo avviato proprio una notevole attività di informazione nei luoghi di aggregazione delle persone anziane che devo dire hanno portato degli ottimi risultati, perché poi il dato investigativo e quindi il successo investigativo dato con l'operazione di oggi parte in realtà proprio da una buona prevenzione, dal fatto che un anziano informato si fosse subito insospettito rivolgendosi ai carabinieri. Una folle fuga con sorpassi e controsorpassi non è accaduto di notte ma in pieno pomeriggio, con grossi rischi per gli automobilisti. Sfrecciavano fra le auto sorpassando a folle velocità una domenica di paura in autostrada. 2 le macchine che percorrevano la A4 ad oltre 200 km/h nel territorio vicentino. A lanciare l'allarme altri automobilisti che hanno subito allertato la polizia stradale. I 2 automobilisti sorpassavano a destra e a sinistra come se la strada fosse una pista di gara. La polizia ha diramato in pochissimo tempo l'allerta anche ai colleghi delle province limitrofe. Le 2 macchine hanno continuato la pericolosissima corsa in direzione Trieste, imboccando il passante di Mestre. Ad attendere i 2 automobilisti 3 pattuglie della polizia stradale, ma le 2 macchine invece di rallentare e fermarsi hanno continuato la strada. È iniziato così un inseguimento che è terminato solo in località Martellago, quando la polizia è riuscita a bloccarli, fortunatamente senza che nessuno si facesse male. I conducenti delle 2 auto poste sotto sequestro hanno subito il ritiro della patente e dovranno pagare fior di multe. Ancora non è chiaro il motivo della folle corsa che ha messo in pericolo altri automobilisti. Gli accertamenti sono al vaglio della polizia stradale. La pagina politica adesso, perché ci si avvicina sempre di più al 4 marzo e domani al via anche per gli aspiranti deputati e senatori veneti del Movimento 5 Stelle le cosiddette parlamentari. Domani, infatti, è mercoledì, dalle 10 alle 21 si terranno le consultazioni online sulla piattaforma Rousseau per decidere, come sempre accade per il Movimento 5 Stelle, chi sarà il candidato al voto del 4 marzo nel movimento, nel partito che ha lanciato, come sappiamo, Luigi Di Maio come candidato premier. E a proposito dell'elezione del 4 marzo, il politologo Paolo Feltrin ha elaborato per noi delle stime su quello che potrebbe essere l'esito del voto. Ne emerge un quadro davvero particolare. Uno scenario complicato, quello che potrebbe configurarsi dal 5 marzo, all'indomani del voto per le politiche. Lo dicono anche le stime realizzate dal professor Paolo Feltrin sulla media delle ultime elezioni e sulla media dei sondaggi effettuati in queste settimane. I risultati sembrano lasciare aperti i giochi anche una volta chiuse le urne. Il centrodestra sarà la prima coalizione, con circa 280 seggi, 36, 37, 38% dei voti. Movimento 5 Stelle primo partito col 27, 28, 29% e con 136 seggi, 135, 140 seggi. Il Partito Democratico alla fine prenderà intorno al 25, 26, 27%, ma per effetto appunto delle liste tra l'1 e il 3%, grosso modo prenderà 180 seggi, quindi io ho un risultato in cui tutti potranno cantare vittoria. In Veneto, sempre secondo le stime, dovrebbe esserci una netta vittoria del centrodestra nei 28 collegi uninominali, con la Lega al 31% e Forza Italia al 12%. Ma tornando a livello nazionale, secondo le stime, Forza Italia dovrebbe ottenere 130 seggi, 112 la Lega, il Partito Democratico 178 e il Movimento 5 Stelle 136. La cosa interessante sotto questo profilo è che la somma di Partito Democratico e Forza Italia supera i 300 seggi, quindi non si avvicina alla maggioranza assoluta che nel Parlamento è 630 diviso 2 315. Insomma, secondo le proiezioni, i risultati del voto non consentirebbero di avere una maggioranza con i numeri per governare.
l'ipotesi che una coalizione da sola riesca ad avere la maggioranza non è plausibile. Tuttavia è possibile immaginare composizioni di coalizioni specie nell'ipotesi di una legislatura costituente. I numeri consentono qualche ipotesi di larghe coalizioni alla tedesca. Questo è uno scenario dunque della politica. Intanto alla politica si rivolgono, come spesso accade, le categorie economiche, in particolare in questo periodo Confartigianato, imprese del Veneto, dopo quanto scoperto dalla Guardia di Finanza la settimana scorsa, il caso Caporalato. Visto che fra poco andremo anche a votare, che si dia azione non al reddito di cittadinanza ma alla dignità del lavoro in senso generale, sia esso manuale, intellettuale e di qualsiasi tipo e di qualsiasi persona. Un vero e proprio appello alla politica a meno di 2 mesi dalle elezioni. Chiunque vinca ridia dignità al lavoro, perché casi come quelli scoperchiati dalla Guardia di Finanza qualche giorno fa non possano ripetersi. 28 aziende venete su 37 coinvolte nello scandalo del caporalato, 17 di queste nella Marca. Lavoratori senza diritti utilizzati dalle aziende che macchiano il buon nome di un'intera categoria, e non solo il buon nome. È una concorrenza sleale, ma è soprattutto, credo, in questa fase dove noi vogliamo riprendere un po' il ruolo del lavoro in senso generale, è anche un elemento che danneggia le persone e soprattutto l'immagine del lavoro. Una piaga non giustificabile. Noi abbiamo, è vero, delle difficoltà a reperire manodopera di un certo tipo, perché i nostri giovani magari non si approcciano più a determinati mestieri, ma questo non toglie che se anche le persone sono diverse da noi per lingua, per provenienza, che nel posto del lavoro abbiano la stessa dignità e la stessa attenzione. Solo le istituzioni possono correggere il tiro, dice Sartor, per non lasciare il fianco scoperto ai furbi, ma per far ciò bisogna combattere le storture burocratiche dell'attuale sistema. Il paradosso è che magari si corre il rischio di pagare di più un errore formale, diciamo in una comunicazione, un ritardo di un dipendente stabile, piuttosto che magari quello che pagheranno queste imprese che hanno fatto del lavoro una speculazione, diciamo, non seria. A proposito di lavoro, a proposito di aziende, importante giorno per la Lovato Gas. Oggi, a seguito di un lungo e proficuo incontro, la Lovato Gas, parliamo di un'azienda importantissima a Vicenza, e il rappresentante dei lavoratori hanno firmato l'accordo che garantisce la permanenza produttiva della storica azienda nel territorio vicentino. L'intesa prevede infatti il mantenimento di un altro sito più adeguato, comunque nella provincia iberica, oltre che della struttura commerciale e dell'attività relativa al disegno e allo sviluppo dei prodotti nell'ambito della funzione Research e Development, alla quale sono adibiti 12 lavoratori, quindi scongiurando la chiusura dell'intera attività produttiva. I lavoratori che manterranno il posto di lavoro presso il sito aziendale di Vicenza passano dunque dagli iniziali 11 agli attuali 23. I lavoratori che non potranno rientrare nel nuovo perimetro aziendale saranno accompagnati nella ricerca di una nuova ricollocazione lavorativa. Una notizia molto importante dopo le tante proteste sulla questione Lovato Gas. A proposito di proteste, a proposito di crisi, invece c'è una società nel baratro del Vicenza Calcio, e oggi abbiamo sentito un simbolo di questo Vicenza Calcio più vincente della storia, Paolo Rossi. Credo che sia più corretto ripartire davvero da zero, chiudere un capitolo e aprire un altro. La sua corsa è durata il tempo di un'azione. Fabio Sanfilippo è stato esautorato questa mattina al Tribunale Civile di Vicenza, ha nominato il nuovo amministratore pro tempore del Vicenza Calcio. È il commercialista veneziano Nerio De Bortoli. Ancora 36 ore giovedì mattina è in programma l'udienza davanti al Tribunale fallimentare. Quello che resta in questi giorni di attesa e speranza, di confusione e amarezza lo riassumono le parole del grande Pablito, che solo un mese fa era nella sua Vicenza per inaugurare la mostra dell'Italia dell'82. Una frase, la sua, che tutti hanno pensato ma nessuno ha ancora trovato il coraggio di pronunciare, ma la fine è vicina, perché i conti non tornano, la procura si sta muovendo sulla possibile falsificazione degli utili e perché la società è insolvente. Alla fine possiamo dire che alla fine potrebbe essere il male minore? Forse sì, perché è in una situazione debitoria importante, quindi ripartire da capo si può, è possibile,
appunto perché Vicenza ha un bacino di utenti e di utenza importante, ha grandi tifosi. E allora non stupisce che sabato i giocatori si siano schierati con i tifosi che hanno imposto di fatto la loro volontà con una presa di posizione senza precedenti che ha consegnato la vittoria al Padova a tavolino. Credo che sia abbastanza comprensibile, perché vorrebbero ovviamente vedere la società riprendersi e hanno sempre sperato fino alla fine, ma credo che sia oramai impossibile, insomma, a questo punto. Quel colosso di storia e tradizione e successi ora si sta sgretolando, forse è l'unico modo per ricominciare con dignità. La storia di tutte le società, di tutto il calcio italiano è abbastanza evidente, lì sta a significare qualcosa, cioè se il calcio di oggi esiste perché c'è una storia dietro, non è casuale e quindi non è che si cancella del tutto. Due parroci, due vicende, due casi mediatici, ne parliamo dopo la pubblicità. Rieccoci in studio, telegiornale del Veneto, dunque parroci nel mirino del dibattito delle polemiche. Partiamo da Marcellise, frazione di San Martino Buonalbergo, nel Veronese, dove parliamo della festa di fine anno in parrocchia organizzata da Don Paolo Pasetto all'interno della chiesa. Troppo disinvolto, secondo alcuni, il comportamento del sacerdote vestito in abiti informali con il cappello da cowboy e che si esibisce in capriola e in chino. Uno dei partecipanti al veglione ha filmato il tutto con il proprio cellulare e il video è finito, come vediamo nelle immagini, nelle mani del giornale d'opinione cattolica, la Nuova Bussola Quotidiana, che lo ha pubblicato sul proprio sito criticando il comportamento del prete, parlando di sfrontatezza liturgica che andrebbe avanti da tempo. Il sacerdote in queste ore si è difeso, il vescovo è informato di ogni cosa, ha detto Don Paolo, sono 5 anni che organizziamo il veglione all'interno della chiesa, sono informato degli attacchi a me rivolti ma sono sereno, e poi ha aggiunto: mettiamo insieme persone con esperienze e religioni diverse, questa è la nostra pastorale, oltre al divertimento facciamo anche delle riflessioni, quest'anno era dedicata alle persone che con piccoli gesti hanno rovesciato dittatori e potenti. Ma il dibattito è aperto nella zona, soprattutto in quella frazione del Veronese, come il dibattito è aperto a Bibione, dove il parroco si scaglia contro chi prende la multa per eccesso di velocità e lo intima a confessarsi. Ho ritenuto anche opportuno, rivolgendomi alla mia comunità cristiana, ricordare che violare il codice della strada è un peccato e quindi in fondo metto a rischio la mia vita personale, ma posso mettere a rischio anche la vita dell'altro. Così Don Andrea si è rivolto ai fedeli. Lo spunto è nato dall'invito della polizia locale ad informare i cittadini sull'installazione di alcuni nuovi autovelox nel territorio. Il parroco non se l'è fatto dire 2 volte, ha preso carta e penna ed ha scritto sul bollettino parrocchiale: la vita è un dono di Dio, ha detto, e metterla in pericolo con comportamenti scellerati, correndo in auto a velocità assurde, è un peccato per il quale si deve chiedere perdono. Alla domanda come l'hanno presa i fedeli, la risposta è chiara. Non è che i peccati si stabiliscono a maggioranza o a minoranza. Il bene comune va salvaguardato, è la nostra casa comune che tutti siamo chiamati a custodire. Non ha usato mezzi termini Don Andrea, originario di Porcia nel Pordenonese, da qualche anno parroco a Bibione, che ha lanciato l'appello ai fedeli a non infrangere il codice della strada. Il dono della vita è il più grande e prezioso che abbiamo ricevuto e va custodito in modo corretto. Si tratta di anche educarci, anch'io per primo dico speriamo di non prenderla, perché basta poco per prendere una multa con un autovelox. Dico solo stiamo attenti insieme e nell'eventualità impariamo anche a riconoscere il danno commesso. Ovviamente tiene a precisare, si tratta di un ragionamento che vale sempre per ogni trasgressione, come evadere le tasse, anche se in realtà non ho mai avuto l'occasione, dice, di ascoltare il pentimento e la richiesta di assoluzione per questo tipo di comportamento sbagliato, ma non bisogna disperarsi, c'è sempre una prima volta. Siamo in chiusura, vi ricordo gli appuntamenti con la programmazione, la grande politica sotto i riflettori di Antena 3 questa sera a partire da 20:10. Ospiti di Ferdinando Avarino saranno Mario Conte, candidato del centrodestra alle elezioni amministrative di Treviso, quindi l'assalto a Cassugana, e Paolo Calia, giornalista del Gazzettino. E poi alle 21:15 Ring, la politica alle corde, dove peraltro verrà anche mostrato altri spezzoni, altri passi dell'intervista a Paolo Feltrin, quindi le stime sul voto del 4 marzo da parte del politologo. In studio Jacopo Berti, Movimento 5 Stelle, Alberto Villanova, Lega Nord, Laura Puppato del Partito Democratico ed Enrico Zanetti di Noi con l'Italia.
È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Qualche nube sulle nostre regioni, anche se il tempo sarà in prevalenza asciutto, tuttavia con qualche fenomeno sugli estremi settori orientali. Vediamo il dettaglio del 16 gennaio. Sul Veneto tempo in prevalenza asciutto e stabile, il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso e a tratti anche coperto, specie sui settori centro-settentrionali della nostra regione, non sono previste piogge degne di nota. Le temperature massime saranno comprese tra 3 e 7 gradi, valori minimi tra 1 e 4 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Il cielo risulterà molto nuvoloso sulla nostra regione e spesso anche coperto, con qualche debole pioggia, possibile fin dal mattino, su Goriziano e Triestino, più asciutto sui restanti settori. Le temperature massime saranno comprese tra 5 e 9 gradi, valori minimi tra 2 e 5 gradi circa. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Tempo in prevalenza stabile, dove sarà anche ampiamente soleggiato. Qualche addensamento in più sarà possibile sul Trentino e inoltre sui confini alpini anche con nevicate a bassa quota. Le temperature massime saranno comprese tra 5 e 9 gradi, valori minimi tra -4 e 2 gradi circa. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti deboli da nord sulle zone costiere e moderati invece al largo. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci! Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.